3 anni al via sulla distanza del miglio, in 11 dietro l'autostart, 1 Elena Selfs, 2 Elsa Lud, 3 Emma Dei Prav, 4 Egalité, 5 Epicuro Fass, 6 Elixir, seconda linea, 7 Esther DSE, 8 Ezechiela, 9 Eros Gad, 10 Elodie, 11 Elios Ciak SM. I favori in chiusura per Emma Dei Prav, numero 3 Francesco Facci in sediolo. Partenza proprio Emma Dei Prav, veloce, l'errore di El Salud, veloce all'esterno anche Numero Epicuro 2 Fass. El Salud La squalificato. squalifica per El Salud, mentre in seconda posizione filtra bene Eros Gad dalla seconda linea e costringe Numero 5 Epicuro Fass all'esterno Epicuro, squalificato. che poi sbaglia ed è squalificato, e in vantaggio rimane così Emma Dei Prav. All'esterno c'è Egalité, in seconda posizione lungo la corda Eros Gad. 400 iniziali completati in 29,7 con Numero Emma Dei che 1 Elena conduce, squalifica anche Selfs per Elena Selfs. squalificato. Sono rimasti praticamente in 6 all'avanguardia e fra gli altri cerca di ritornare sotto Esther DSE. 600 iniziali completati nell'ordine del 45,7, ma Dei Prav guida, seconda posizione per Eros Gad, all'esterno è sempre Egalité che si trascina Elios Ciak SM, lungo la corda in terza posizione Elodie, ancora Ezechiela, poi Esther DSE. Tanto 1 minuto e 7 decimi il passaggio agli 800 cavalli al chilometro, sempre condotti da Emma Dei Prav che completa i 1000 metri in 1:16,1. All'esterno è sempre Egalité, lungo la corda Eros Gad, poi Elodie, Elios Ciak SM per corsie esterne, 400 alla conclusione, il parziale ora in 15,4, Emma Dei si mantiene in vantaggio, ancora per corsie esterne Egalité. Lungo la corda invece segue Eros Gad, completamento della curva conclusiva con il tentativo anche di Elios Ciak SM, mentre lungo la corda va Elodie, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Emma Dei Prav, all'interno lo scatto di Eros Gad guadagna terreno nel finale e anche Elodie a centropista, battute conclusive sul palo, forse Elodie riesce a piegare Eros Gad, ma è un arrivo strettissimo. Da rivedere 1:16,4 il ragguaglio conclusivo. Andiamo a rivedere le immagini con Elodie che finisce a velocità doppia e sul traguardo dovrebbe aver pizzicato, sì, questa è l'impressione, Eros Gad, mentre al terzo rimane Emma Dei Prav. Gran finale quindi di Elodie, che ha quota davvero eclatante, viene a vincere questa corsa all'Arcoveggio per cavalli di 3 anni. Elodie e Gennaro Amitrano, il training secondo programma di Ettore Vairani per il signor Roberto Stancari.